Benvenuti, oggi è mercoledì 11 giugno 2025. Il sole sorge alle 5:38 e tramonta alle 20:20. La luna si leva alle 21:00 e cala alle 5:11. Oggi è il giorno di San Barnaba. Il nome Barnaba deriva dall'aramaico e significa figlio del profeta. Tra oggi 11 giugno e domani 12 giugno avrà luogo a Torino l'UN Virtual Worlds Day 2025. Si tratta della seconda edizione di un evento globale organizzato dall'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni e coorganizzato da numerose agenzie delle Nazioni Unite e che ha come obiettivo l'esplorazione delle tecnologie virtuali. Tra i propositi anche la promozione dello sviluppo sostenibile attraverso l'uso di mondi virtuali e la creazione di una piattaforma di collaborazione tra i governi. Compie oggi 61 anni il francese Jean Alesi, ex pilota della Ferrari in Formula 1. In realtà all'anagrafe il suo vero nome è Giovanni Roberto, in quanto figlio di siciliani immigrati in Francia. Il padre, Franco Alesi, era un carrozziere di Alcamo, mentre la mamma, Francesca, era di Riesi. Sono 66 invece gli anni per l'attore inglese Hugh Laurie, il celeberrimo Dottor House. Una serie televisiva che lo ha portato a vincere 2 Golden Globe consecutivi, ma nella quale è rimasto intrappolato. È stato lui stesso infatti a lamentarsi perché dopo la lunga parentesi statunitense nel suo paese nessuno gli ha più offerto copioni. Buon compleanno anche a Gianni Covatta, meglio noto come Giobbe, comico tarantino oggi 69enne, che ha trovato fortuna con le sue buffe rivisitazioni della Bibbia, sia in TV che nei suoi libri. Da sempre impegnato nel sociale è testimonial di Amref. Steven Spielberg si era ispirato a un amico immaginario, ideato dopo il divorzio dei genitori. Il suo E.T. però non piaceva alla Columbia Pictures, che lo respinse dubitando del potenziale commerciale. Fu la Universal a finanziare le riprese, chiamando l'italiano Carlo Rambaldi per creare l'extraterrestre dal collo lungo. Il film uscì l'11 giugno negli Stati Uniti nel 1982, superando per incassi anche Guerre Stellari e vincendo 4 Oscar. Per 11 anni è rimasto al primo posto nella classifica di tutti i tempi al botteghino, fino a quando Jurassic Park, girato sempre da Spielberg, lo ha superato. Oltre 2000 anni fa Euclide diede la prova che esistono infiniti numeri primi, ovvero quei numeri che possono essere divisi solo per uno e per loro stessi. Il più grande numero primo accettato al giorno d'oggi ha oltre 10 milioni di cifre. Per farci un'idea della sua grandezza dobbiamo pensare che un libro contenente la stampa di questo numero avrebbe più di 2000 pagine. Buongiorno ai 12, oggi lo zodiaco un po' più calmo visto che la luna, serraponite, ha smesso di litigare con l'elettrico Urano, stabilendo peraltro un bellissimo trigono con Marte. Sembra una giornata di pace, vediamo se è così. Ariete, sicuramente per voi è una giornata di pace e di grande soddisfazione affettiva. Solo Mercurio chiede a Saturno e a Nettuno nei vostri gradi di essere un pochino più presenti al lavoro, forse state vivendo felicemente, giustamente nel vostro mondo affettivo. Godetevelo. Toro, la vostra giornata oggi è un po' più semplice visto che Venere è un po' più smarcata, è un po' più libera e che ha cominciato anche a intendersela con un Mercurio capriccioso che le chiede di fantasticare. La fantasia non è il forte dei Toro, ma oggi sarete particolarmente abili in questa capacità. Urano inoltre torna a fare pace con Plutone e quindi a stabilire delle grandi intuizioni. Gemelli, la vostra giornata oggi prevede la Luna in opposizione diretta al Sole, quindi oggi potreste avvertire un calo di energia. Cercate quindi però di essere brillanti e soprattutto di tenere il tono fisico assolutamente in salute e tonico.
Cancro, giornata oggi con un Mercurio che regna sovrano nei vostri gradi e che vi mette in connessione pure al passionale Marte, ma anche alla dolce Venere. Sogni d'amore, dialoghi d'amore per voi. Sembra essere tornata l'armonia nella coppia. Leone, una giornata oggi che vede un reticolo di aspetti decisamente fare gioco. Marte in zona Cesarini nei vostri gradi sta dando il meglio di sé con una luna in trigono amica. La potenza del Sole, il vostro astro che si rende corroborante, è un trigono con altri pianeti che vi fanno stare bene, per cui oggi fate pace, disarmatevi, non siate aggressivi. Vergine, una giornata oggi che vede la luna di quadratura, ma questo comunque non è abbastanza per farvi sentire poco fortunati né nei dialoghi sociali né in amore. Venere e Mercurio infatti sono dalla vostra parte. La stanchezza del Sole e della Luna contro potrebbero farvi sentire però un po' fiacchi. Riprendete il tono fisico. Bilancia, una giornata oggi che vede la Luna amica e darvi le energie giuste che vi servono. Seppure Sole e Luna sono in opposizione, oggi dovrete fare proprio le bilance, ovvero risolvere una controversia interna al lavoro. In bocca al lupo. Scorpione, una giornata oggi molto interessante proprio perché la luna parla di occasioni al lavoro da cogliere al volo, da leggere tra le righe, da saperne interpretare con una lungimiranza futura i vantaggi. E oggi il vostro intuito è chiamato a operare. Sagittario, luna oggi nei vostri gradi con un'opposizione diretta al Sole e che vi rende assolutamente un po' più agguerriti, un po' più chiari nelle vostre posizioni. Il trigono con Marte del resto vi dà forza e vigoria, non siete per niente fiacchi, anzi contenetevi un po'. Capricorno, una giornata oggi decisamente interessante proprio perché i vertici planetari che riguardano Saturno devono comunque fare dichiarare a Mercurio qualcosa. Quindi oggi pretenderete chiarezza assoluta in ambito lavorativo, non sarà semplice perché avrete davanti delle persone un po' elusive e vaghe e la cosa vi innervosisce un poco. Acquario, giornata oggi molto bella, molto forte proprio perché l'assicurazione di quel trigono Plutone-Urano e restituisce un po' parte di un Urano che è ancora prigioniero in Toro ma che ricomincia a funzionare per voi. Saturno e Nettuno sono anche in ottima connessione, quindi un'esplosione di fantasia in amore. I capricci vi danno fastidio, forse oggi chiederete al partner di contenersi un po'. Pesci, giornata oggi che vede un po' di confusione planetaria intorno a voi, vi aiuterà Mercurio però, per cui con le vostre dolci parole sarete capaci di prendere tempo, visto che in questo momento non sono possibili soluzioni definitive, quantomeno riuscirete a essere diplomatici. Nonostante si fosse sentito male, era riuscito a terminare il suo discorso in un appassionato comizio elettorale a Padova. Ma per Enrico Berlinguer, segretario generale del Partito Comunista Italiano dal 1972, quell'ictus fu fatale. Il politico sardo, icona della sinistra, morì dopo 4 giorni, l'11 giugno del 1984. Siete pronti a scoprire il segreto per fare colpo? Oggi parliamo di Kill Two Birds with One Stone. Tradotto letteralmente sarebbe uccidere 2 uccelli con una sola pietra, ma state tranquilli, non si tratta di un tutorial di caccia. Gli inglesi hanno la loro versione, un po' più estrema del nostro prendere 2 piccioni con una fava, ma da dove viene questo modo di dire? Si racconta che fosse comune mettere una fava come esca per catturare piccioni, che ne andavano matti. Una tattica astuta che ha dato vita a questo modo di dire per indicare come ottenere vantaggi multipli con un'unica mossa. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Oggi vi presentiamo John Forbes Nash, un genio della matematica.
Influenzato da menti illustri come Einstein, ha sviluppato la rivoluzionaria teoria dei giochi, che ha cambiato il modo in cui affrontiamo le scelte strategiche. Premiato con il Nobel, la sua mente ha combattuto con la schizofrenia, affrontando ossessioni e allucinazioni, tanto che credeva di ricevere messaggi criptati dagli alieni tramite il New York Times. Nonostante tutto, ha trovato amore e sostegno in Alicia. Purtroppo la loro storia si è conclusa tragicamente in un incidente d'auto nel 2015. Ci salutiamo con la frase del giorno. Lo scopo del lavoro è quello di guadagnarsi il tempo libero. E quindi per prepararvi al meglio ad ogni nuova giornata continuate a seguirci domani con l'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.